Siamo presso la sede del Codacons di Agrigento con Giuseppe Di Rosa, che ha indetto una conferenza stampa per dire ulteriori informazioni circa la gestione del parcheggio comunale di Agrigento. Ecco, ci sono delle novità, se ce li racchiudi in un paio di minuti, grazie. Allora, intanto spero di non tornare più sull'argomento. Abbiamo stamattina già interessato la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza, la Procura della Corte dei Conti, vi leggo tutti gli indirizzi: la Procura della Repubblica, l'ANAC, il prefetto e gli uffici regionali della Corte dei Conti, dell'assessorato agli enti locali e del Dipartimento agli enti locali. Oltretutto abbiamo inoltrato la documentazione e i nostri appunti al segretario generale. Perché? Cosa accade? Noi intanto non ci rivolgiamo a questa amministrazione, ma bensì a quello che è l'organizzazione del Comune di Agrigento. Non capiamo onestamente cosa ha potuto spingere questa amministrazione a partecipare ad un matrimonio che non era il loro. Ebbene, abbiamo riscontrato grandi problematiche nella gestione di un appalto, perché è un appalto che va contro ogni regola e che non tutela sicuramente i cittadini e le aziende che non hanno partecipato al bando. Parto proprio da quello. Cosa cita il bando e cosa dice? Il bando parla di un bando di gara per la gestione di un parcheggio, servizio di parcheggio pluripiano con custodia. Cosa accade dopo non ci è dato sapere. Abbiamo fatto l'accesso agli atti e oggi cosa contestiamo? Intanto è un'azienda che non ha mai pagato in regola per come dice il contratto. Il contratto parla addirittura che entro 60 giorni, se c'era un ritardo di massimo 60 giorni, l'amministrazione poteva procedere immediatamente alla rescissione. Mai fatta. Cosa accade? Alla vittoria del bando devi presentare una fideiussione, e lo dicono, non lo dice Giuseppe Di Rosa o la Codacons o chissà chi. L'articolo 12 della cauzione, che cita la cauzione definitiva, dice che devono versare ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 163 del 2006, il concessionario dovrà prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale riferito alla durata della concessione. Se il lavoro viene aggiudicato a 84.000 euro, 84 per 6, 540.000 euro, 504.000 euro, 504 il 10% sono 50.400 euro. La fideiussione invece che porta agli uffici comunali la IA, che è la ditta che sta gestendo questo appalto, è di sole 8.400 euro. Già questo lascia presupporre una gestione maldestra dell'appalto. Noi abbiamo continuato a scrivere su altri appunti, abbiamo con forza parlato anche della gestione, addirittura, per farvi un esempio, nell'appalto è scritto che i bagni devono rimanere aperti al pubblico in H24. Così non è, non lo dico io, non mi invento nulla. Vi faccio un conto così alla spicciola e poi volutamente andiamo avanti. Questa azienda versa il bimestre gennaio-febbraio del 2018 pre-pandemia, perciò non c'entra niente la pandemia, lo versa solo nel mese di maggio del 2019. Il bimestre marzo-aprile e maggio-giugno li versano a ottobre del 2019, ammontanti ogni bimestre a 14.000 euro. Allora, vi faccio due conti stupidi. Nell'ottobre del 2019 questa azienda tra il 2018 e il 2019 aveva versato solo ed esclusivamente 42.000 euro. Questo parcheggio, in tempi non sospetti, introitava 95.000 euro nelle casse comunali. Ora ditemi voi, un'azienda che in quel periodo stesso ha introitato tra il 2018 e il 2019 la cifra di circa 140.000 euro, mettendola così, se 95 erano in tempi non sospetti e li introitava il comune, questa azienda, avendo introitato per lo stesso periodo non meno
di 200.000 euro aveva versato nelle casse comunali appena 42 dei 160 che doveva.